Buongiorno mondo, ferie round 7, è rimasto domani, un po' di domeniche, poi si parte per il ritorno. Oggi siamo qui fermi ai Due Laghi, posto fiabesco. Dani è andato a fare un giro con Chicco, i ragazzi dormono. Qua c'è un bar tipico carinissimo, là c'è un lago, è più bello il secondo, dopo vediamo se riusciamo a postarci. Friuli Venezia Giulia, che dire, sul fattore Monti c'è molto meno del Trentino. Trentino trovi souvenir, cose varie, invece qua nulla. Valle, qui però trovi un'area, ragazzi, che se vuoi dormire, posti incantati, si sta da Dio veramente. Ho fatto delle dormite questi giorni che non facevo da una vita, ma dormite, mi svegliavo anche alle 10, quindi pensate voi. Ci sono circa 19-20 gradi e durante la giornata sale un pochino, ma poi dopo le temperature scendono anche e niente. Dopo a valle chiaramente è più caldo, però si sta veramente da Dio. Buona giornata, a più tardi. Ed eccoci qua, quasi pronti per ripartire per un'altra avventura. Leonard intanto si è tagliato il ciuffo. Fatti vedere le... Fatti vedere, che tutti ti vogliono vedere. Che figo! L'Asia è in coma perpetuo. Babbo da relax time. Qui io sto visualizzando se prendermi una coppa oro alla Marina, se qualcuno la mangia con me. Ma hai preso a me? No? Sì. Non ti ho preso? Sì, ma... Tito dorme. No, mi ha preso la mano. E qui si cosa. In ogni caso io cancello sempre, stai tranquillo. Cancello sempre, stai tranquillo. E niente. È un caldo oggi anche qua. Ma che Pazzesco. A fra poco. Ok, ripartenza, abbiamo passato, si può dire, una notte di relax al freschino, no? Anche piovucchiato. Il babbo ha fatto i suoi giretti con Giotto, noi abbiamo fatto il nostro dovere da famiglia. E quindi adesso dove andiamo? Andiamo in Slovenia a mettere il gasolio 1,40 €. Che viene molto meno che ne qua. Poi Se abbiamo 2 km. Poi andiamo a Tarvisio. Poi Tarvisio. Poi al Pontanone. In un camping. No, quella è la cascata. Ah, giusto. Prima le cascate e poi il camping, se c'è il posto. A dopo. Bye bye. Stiamo arrivando alla frontiera, Slovenia. Ci faranno qualcosa? Dici che ci fermano, ci chiedono le robe? Chiediamo, vediamo. Slovenia. Speriamo che non ci facciano le palline. C'è nessuno. No, qualcuno c'è. Si fermano. No, polizia italiana. Siamo definitivamente in Slovenia. Siamo in Slovenia. Per me forse ci fermano al ritorno. Andiamo a quello sono già qui per c'è che sono Fino qua andiamo? Poi torniamo indietro? No dai, guardiamola un po'. No, ma cosa vuoi che c'è tanto? Svolta a sinistra. La tua destinazione si troverà sulla sinistra. troviamo un posto più girato. Attento da.
Siamo in Slovenia. Siamo in Slovenia. Infatti io ho messo il nome. A me va, credo, non lo so, sto registrando. Andiamo al primo paese. Adesso andiamo in un. Dopo andiamo in un negozietto là. Ci sono i souvenir. La Slovenia. Vediamo di fare qualche foto anche alla Slovenia, dai. Svolta a sinistra. Veramente un paesello. Qua su. Che te so, dai, non so cosa dirti. Prova, se ti vedo emozionato. Paesello slovenco, si dice slovenco? Andù. Slovenia, dai, possiamo dire, abbiamo avuto anche l'emozione di andare in Slovenia. È un incrocio tra il Trentino, il Friuli e boh, Madonna di Campiglio e boh. Non so cosa dire. Non metti il Bluetooth per il Maps. Leo, siamo in Slovenia. Là c'è Iliad, noi abbiamo Po. Ma voi in Slovenia non la voglio, non la conosco. Non lo so, io adesso non ho guardato se il mio vai, sto facendo il video. Wow, qui ci passiamo, babbo. Babbo dice sempre te voia. Non ha paura di niente. Tra 100 metri. Svolta a destra. Svolta a Vai da destra. mobile. Guarda là. Che è strettino, ragazzo mio. Cazzo, io vedo. Ti conviene girare, tu che andemi che? Oh, bellino questo. Ah, forse di qua. Dire questo, trovo un navigatore. E qua c'è un cimitero. Forse se si riesce non vedo. Dove andiamo qua, scusami? Si di qua. Qua è sempre. 300 metri. Qua è sempre. Ah, sì, babbo, ci vai. Ponticello ci vai? Che pace in sti posti, ragazzi. Cosa che da noi non. Oddio, si smonta il ponte. Cosa che da noi non esiste proprio. Di gasolio. Eh? Questo di gasolio qui? Noi? No, non so. È stato lì sul ponte. Infatti sono molto. Oh, l'albero. Speriamo di non portare via qualche albero. Camper lunghezza 7 metri, altezza 3,30 metri. Adesso andiamo a fare gasoline e poi ci fermiamo nello shop lì all'inizio, sperando che non ci fermano quei cabo di polizia italiani. Decide, svolta a sinistra, svolta a destra. È un po' confuso. Abbiamo fatto un giretto anche in Sloven. Chico, siamo in Sloven. Svolta a destra. Quindi, svolta a destra. È ubriaco. Cosa gli dai da bere? Guardate un po' qua. Diesel, Svolta a destra. Sono due diesel, guarda La tua destinazione si troverà costa più della sulla Benz, però non so se riesco a beccarlo. Dovrei averlo La preso. tua destinazione si trova sulla sinistra. Ok, dopo la Slovenia abbiamo fatto un po' di acquisti slovenchi, più che altro cibo, schifezzuole. Dopo ve lo facciamo vedere. Adesso andiamo di nuovo a Tarvisio alla ricerca dei souvenir perduti. Qualcosina, dai.
Stiamo andando a Tarvisio a cercare i souvenir da regalare a amici e parenti. Non verranno meno i magneti, vero Leonardo? Leonardo, fatti vedere con l'anteprima dei capelli che poi a breve ti taglieremo rasati. Ok, a posto. Di nuovo è per far rifarsi la faccia. Ah, forse lei ci si è messo venire. Forse lei ci si è messo venire. Andiamo a vederli. Gelateria. L'aria condizionata di quel negozio mi ha ammazzato. Il negozio della Slovenia. Beh, ciao. Vamos a bailar a Tarvisio Bar. Sì. Andiamo avanti nella nostra avventura che ormai è agli sgoccioli purtroppo. Oh, qua ci sono. A fra poco raga. Me ne vo'. Questo? Non mi sembra un lago questo. Dopo di qua quanto ci vuole al campetto? Un'oretta abbondante. E invece lì dove c'è il cascatone, quella strada è pericolosa? Sai che io mi informo sempre. Dov'è sto lago? Dov'è sto lago? Tra poco arriva, il lago del Primo. Lago. In Friuli non mancano i laghi, non mancano i fiumi, non mancano le cascatelle, però manca la gioventù. Almeno io ne ho vista ben poca di gioventù. Sì, vabbè, là sì. Sì, dai, abbastanza. Però bella. Consigliata a tutti, soprattutto se si vuole riposare. Babbo? Pace dei sensi, ossigeno puro. Che sembra tutto scontato, ma non è così. Soprattutto nella nostra vita frenetica. E qui il lago non c'è. Dov'è sto lago? Dove sta se il lago? Qua non mancano i bidoni, quello sì. In certi posti per trovarlo e anche aperti, aggiungiamo. Questo vuole morire, questo è fuori come una campana. Eccolo, no. Pace alle loro anime. La macchina è stata cavertina.
Comunque consigliamo a tutti Sappada, molto bella, le cascatelle, il camping, il nome è Ciao Trechi, giusto? No, Sauri di sotto, Sauris di sotto. carità. Poi la Malga lì dove c'era quel La casera di Razzo casera di Razzo, e la Val Pesarina dove c'è la città degli orologi. sì, e poi la cascatella quell'altra, La Pesarina. Val Pesarina, villaggio degli orologi, bellino da matti. Poi vabbè Udine, quello che siamo andati prima, Tarvisio, Saletta al lago. Mi sa che il lago è là, mi sa che non vediamo un cavolo da qua. Poi anche il posto dove siamo stati ieri, dai. Calvazzi. Si è impallato il telefono. Che non vedo il tubo. C'è un punto che si vede meglio? Forse è qua, speriamo qua. Buonanotte. Non si vede niente. Ok, niente, così si vede. Adesso l'ho fatto anche la foto. Bello qui. Sì, ho fatto anche la foto, tutta a posto. Procediamo. Da Tarvisio sono tornati in Slovenia. No, ci sono? No. Sì. Di là. No. Da Sono già fermato prima, direi che basta. E di nuovo il Friuli Venezia Bisogna Giulia. vedere quando torniamo in Italia. Che palle, ciclisti, per carità, non avete fatto niente di male, però ragazzi, che roba qua. Stiamo facendo praticamente il giro. Siamo dentro quello su. Solo noi. Cos'è sta roba? Oddio, cos'è? Cos'era? Cadute moto. Tolto le moto. Un altro caprista, vediamo se ci saluta. No, tutti antipatici oggi. Che dovevo riprendere di nuovo il lago e vabbè, il navigatore ci ha fatto un po' arrabbiare, ci ha fatto fare mezz'ora in più, ci ha fatto andare in Slovenia, ci ha fatto rientrare in Slovenia, in Friuli, un casino, quindi abbiamo perso mezz'ora. Comunque vabbè, riprendiamo il lago. Meraviglioso. Oh, adesso l'ho preso bene, era per quello, babbo, capisci? Olè. Ciao laghetto.
Riusciranno i nostri eroi, vero babbo? Ulle. Domenica abbiamo Aspetta. Ti piace il Friuli? Bello, eh? Per finire questa giornata siamo in questo bellissimo camping. Qui ci stiamo da stasera, guardate che visuale, fino a domenica dopo pranzo, e poi partiamo per il ritorno a casa perché la nostra vacanza è quasi terminata. E poi là c'è anche il campetto da golf. A domani.